diceva il coach, una vittoria netta dopo in realtà un primo quarto in cui Livorno vi ha scobussolato un po' piani. Sì, non abbiamo giocato il nostro primo quarto solito delle prime due partite, soprattutto direi nella metà campo difensiva, perché ci sta magari una sera di fare meno canestro, però la solidità difensiva deve essere la nostra arma in più. Il primo quarto abbiamo oggettivamente sofferto, poi abbiamo messo a posto due o tre cose e ecco, penso il risultato rispecchi le forze in campo stasera. Ecco. Coach, cosa aveva detto all'intervallo per farvi fare poi quel terzo quarto da 37 punti? Di giocare come sappiamo noi, di essere soprattutto più aggressivi in difesa, perché comunque alla fine del secondo quarto mi pare avevamo 37 o 38 punti, quindi non sono pochi, però il problema erano i 32-34 subiti, erano decisamente troppi. Ci abbiamo messo tanto nel nostro nel terzo quarto, abbiamo difeso bene, siamo riusciti ad andare in contropiede e ecco, lì abbiamo scavato il divario e poi abbiamo gestito bene gli ultimi minuti. Ecco. Senti, è prestissimo, ma che sensazione ti lasciano queste 3 vittorie? Ma sicuramente vincere aiuta a vincere. Abbiamo giocato contro squadre comunque sia ostiche, siamo all'inizio, tante squadre ne hanno vinte già 3 su 3, però ecco, già a partire così, fare queste prestazioni davanti al nostro pubblico che ci incita sempre è sicuramente qualcosa che ci aiuta a tornare in palestra martedì e a preparare al meglio la partita di settimana prossima.